adesioni, quindi a testimonianza di quanto questo codice è atteso e questo evento è atteso. Così oggi a Udine l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo Sergio Emilio Bini, intervenendo all'Auditorium Comelli della sede regionale davanti a una platea di oltre 450 tra sindaci, amministratori locali e rappresentanti delle categorie economiche per illustrare le tappe di attuazione del nuovo testo legislativo approvato all'unanimità dal Consiglio regionale a fine 2025. Come evidenziato dall'assessore, il codice poggia su basi finanziarie solide e senza precedenti, potendo contare per il triennio 2026-28 su stanziamenti complessivi pari a 242 milioni di euro. Solo per l'anno in corso le risorse ammontano a 86,5 milioni, di cui circa la metà sarà destinata a finanziare i canali contributivi in apertura per sostenere la crescita reale delle imprese. L'operatività del nuovo codice entrerà nel vivo già dal mese di marzo con l'approvazione del regolamento per il Fondo Turismo propedeutico all'apertura del bando nel mese di aprile. Contestualmente, per non interrompere il sostegno al commercio di vicinato, verrà attivato un bando ponte che seguirà i criteri precedenti attraverso una norma transitoria. A prescindere dalle chiusure e aperture di locali, stanno aumentando il numero degli occupati. Poi un'altra cosa che a me ha particolarmente colpito è il fatto che solo 14 italiani su 100 non sono disponibili a spendere un euro in più per quelli che sono i negozi di prossimità. Quindi anche lì ci sono delle indicazioni che ci vengono date che noi abbiamo colto e le tradurremo poi anche in quelli che sono gli interventi con i bandi che andremo a mettere a terra.